La sesta edizione del primo Biennale Lago Moderno in Sardegna e Mondo cade in un momento storico, quello della pandemia e della crisi climatica, e quindi questa programmazione l'abbiamo un po' rivista, cercando non solo di valorizzare i sardi che si sono contraddistinti nel mondo in tutti i settori, quindi dare il riconoscimento del premio biennale alla cittadinanza del Radile, ma arricchirla di contenuti legati alle buone pratiche e ai progetti che abbiamo coinvolto per queste buone pratiche e progetti per delle prospettive che devono legare non solo noi come piccolo territorio, piccola comunità, ma la Sardegna e le altre isole del Mediterraneo. Quindi abbiamo pensato di mettere in piedi un'idea progettuale che coinvolge non solo la Sardegna e la Sicilia, ma anche la Corsica, Malta e Minorca. Quindi avremo rappresentanze di queste 5 isole a questa tavola rotonda, dove si parlerà di resilienza e di ripresa e di sviluppo. Poi abbiamo un appuntamento importante che è il 16, la giornata mondiale dell'alimentazione, quindi si parlerà in tutto il mondo non solo di cibo buono, di comunità, cibo del cuore, ma anche di fame del mondo. Quindi a questa tavola rotonda, che sarà coordinata da Giuseppina Testoni del Rai 3 nazionale, che si parlerà quindi di queste problematiche legate alla fame del mondo, al cibo buono di qualità, al cibo del cuore. Ci sarà un rappresentante della FAO, un rappresentante dell'ONU. Poi ci sarà Gianni Garruccio, che è un giornalista che ha scritto un bel libro sulla fame del mondo, e Sua Eccellenza Monsignor Paolo Azzeni, che è l'arcivescovo emerito di Sassari. Poi ci sarà un appuntamento legato ai 700 anni di Dante, avremo il professor Francioni con l'attore Meras e la figlia, che reciteranno alcuni brani della Divina Commedia, e questa tavola rotonda sarà coordinata dal giornalista Antonio Masala. Subito dopo avremo la possibilità di avere una passerella di moda sulle terrazze organizzata dalle sorelle Pirella, che sono nostre concittadine, all'Atelier di Cagliari, dove sfileranno questi due Miss Sardegna del 2019 e Miss Sicilia, e poi ci sarà il conferimento del primo biennale della cittadinanza onoraria. La mattina invece del sabato, mi sono dimenticato di dirlo, c'è una presentazione di alcune tavole importanti, tavole d'acqua con delle moto d'acqua, che saranno presentate dall'artista artigiano e designer Alfonso Canfora. Poi la domenica mattina sarà la conclusione delle 3 giornate di lavoro e di impegno, sarà legata alla presentazione di 3 romanzi interessanti, quello di Roberto Di Rio, scrittore, che ha vinto il primo premio internazionale di letteratura a Spoleto, poi quello di Giovanni Filino Frammenti e il libro di Guido Torascenzi, Abbracci. Subito dopo avremo una tavola rotonda legata all'osteria letteraria, i libri da gustare, sarà coordinata Elisabetta Azzeni di Rai 3 Sardegna, e saranno presenti lo chef, il grande maestro della cucina tradizionale sarda, Sergio Tomasi Mei, con altri chef, i suoi colleghi, Rizzo e altri, che prepareranno dei piatti tradizionali, quindi ci sarà uno show cooking, che sarà una degustazione aperta a tutti.